Quinta corsa dall'Arcoveggio, un miglio per cavalli di 3 anni, sono 7, 1 First Descol, 2 Freccia Spritz, 3 Firewise AS, 4 Francisco Benal, 5 First Wind Kampf, 6 Frumento, seconda linea, 7 Fangio Cor. Pronostico che vede First Descol e Firewise AS favoriti, con Freccia Spritz vicino comunque nella valutazione, macchina che accelera. Partiti con tentativo di Freccia Spritz di assumere l'iniziativa, vi riesce respingendo l'attacco di Firewise S che proverà ad accodarsi, ma svolta di galoppo sulla piegata e così in vantaggio è Freccia Spritz nei Numero 3, confronti di Firewise Francisco AS, Benal. squalificato. Primi 200 in 14,8, terzo alla corda invece First Descol. Andato via di buona lena per respingere Firewise S e Freccia Spritz, ora cerca di moderare l'andatura al completamento dei 400 in 31,3, secondo parziale in 16,5 per l'allieva di Andrea Farolfi e Andrea Sarzetto. Chiusa la corda per il momento First Descol, all'esterno ha mosso Frumento che si trascina Fangio Cor, 600 in 47,9. Ha tutto l'interesse a moderare il ritmo ora Andrea Farolfi con Freccia Spritz che al passaggio davanti alle tribune continua a guidare liberamente con in schiena Francisco Benali, all'esterno Frumento, 800 di gara in 1,29, 15 davanti alle tribune, terza alla corda rimane First Descol e in coda c'è First Wind Kampf. Intanto chilometro in 1,18, ora però accelera di scatto Freccia Spritz, prende vantaggio dagli avversari a 500 dalla conclusione, è in fuga Freccia Spritz, seconda posizione sempre per Francisco Benal, il parziale ora in 15. Va per vie interne anche First Descol perché c'è sempre la presenza esterna di Frumento. Ora è direttamente in schiena Francisco Benal, ma davanti c'è sempre Freccia Spritz che entra nettamente in testa in retta d'arrivo. Sbaglia intanto Francisco Benal e Freccia Spritz può vincere comunque comodamente e liberamente. Secondo posto per First Descol, al terzo chiude finendo bene all'interno First Wind Kampf. 1,16,5 ragguaglio conclusivo, 30 a chiudere, 31 il penultimo quarto. Corsa tattica che ha visto al comando Freccia Spritz sull'errore di Firewise S e First Descol chiuso fino all'ultima curva. Corsa quindi tutto sommato semplice per la vincitrice Freccia Spritz. Andrea Farolfi al training Andrea Sarzetto per conto della scuderia Valle Falconera.